Oggi è la giornata internazionale dell'infermiere, dove tutti gli OPI d'Italia manifesteranno la loro professione. E noi qui ad Agrigento abbiamo organizzato, grazie alla presenza della Croce Rossa, che ci ha dato un grandissimo supporto logistico, e anche grazie ai studenti dell'Università di Palermo, studenti infermieristici. Noi stamattina daremo un contributo a tutta la popolazione di uno screening di pressione arteriosa, della misurazione della pressione arteriosa e anche della glicemia, e anche delle nozioni di primo soccorso come la disostruzione delle vie aeree e rianimazione cardiopolmonare. Oggi anch'io voglio dare un contributo in presenza per questa giornata mondiale dell'infermiere, per far capire alle persone che noi ci siamo sia sul territorio che in ospedale, e che ci fa tanto piacere anche la presenza degli studenti in scienze infermieristiche. Questo vuol dire che anche i ragazzi stanno capendo e incominciando ad avvicinarci a questo mondo bello e intraprendente, insomma. Oggi ci troviamo qui ad Agrigento per dare l'opportunità anche agli studenti di Agrigento, ma anche alla popolazione di Agrigento, di avere la loro giornata degli infermieri, che è una ricorrenza importante perché è una professione comunque molto importante sia a livello sociale ma a livello anche ospedaliero, perché la figura dell'infermiere oggi ha bisogno di essere rivalutata molto. Oggi offriremo alla popolazione, insieme alla Croce Rossa Italiana, uno screening pressorio e glicemico, quindi vi aspettiamo numerosi.